24 su 24 a tutte le chiamate che l'associazione riceve, dalle emergenze ai calabroni, al trasporto acqua, a qualsiasi evento che succede nel territorio, o dal sindaco o da un privato che dopo ci organizziamo, ma io rispondo 24 su 24 a tutti i 365 giorni all'anno. Quanti uomini avete attualmente? Noi siamo l'associazione antincendi boschivi di Pieve Grappa comprende un territorio che comprende da Semonso a Colli Asolani e Montello, perciò è un vasto territorio. Che emozione è stata la giornata di oggi, questa inaugurazione? Questa inaugurazione è stato un fior dell'occhiello per il Presidente, perché è 50 anni che aspettavamo, e 50 anni che cercavamo un territorio per fare questo capannone. Pieve Grappa a fine si è preso l'incarico e l'onere, ci siamo riusciti. Per me, dopo aver nominato alcuni volontari che si sono persi nel territorio negli ultimi anni, è stato un po' di Emozione. Ecco. Grazie.